eccoci insieme anche oggi, sempre alla ricerca di eccellenze dal territorio, dal nord-est. Ci trasferiamo oggi a Verona, dove è in collegamento Stefano Ferrio, che è il vice direttore di Side Academy. Side Academy è una scuola specializzata nella formazione di talenti della CG, in italiano CGI, Computer Generated Imagery, per il cinema, l'animazione, gli effetti speciali e i videogame. E tra gli insegnanti può anche vantare Sara Arduini, che è vincitrice in team di un Oscar per il film Il libro della giungla, Oscar assegnato per gli effetti visivi. Quindi parliamo insomma di animazione, di computer grafica. Il 19 di giugno Side Academy aprirà un secondo campus a Peschiera del Garda con un evento che è intitolato Da Tintoretto a Walt Disney. In linea, forse l'ho detto, ma lo ricordo, abbiamo Stefano Ferrio, che è il vice direttore della scuola. Buongiorno Fabrizio, buongiorno amiche e amici di Telepadova. Buongiorno a voi, innanzitutto. Allora, Stefano Ferrio è anche un collega giornalista, nonché scrittore. Disegniamo in due parole l'organigramma, insomma, la realtà di questa scuola, quanti studenti? Sì, allora Side Academy è una scuola assolutamente calata nell'attualità, un'accademia post diploma di scuola secondaria superiore, conta su un centinaio di studenti che vengono qui a perfezionare le proprie conoscenze in computer grafica attraverso dei percorsi che li portano a diventare dei professionisti che si mettono a disposizione di un mercato molto vivo, molto cangiante e pieno di potenzialità che vanno dai videogame al cinema d'animazione, alla grafica pubblicitaria, tutti ambiti strettamente legati alla cultura visiva, letteraria, con cui e anche ludica, se vogliamo, con cui questi ragazzi sono cresciuti. Gli studenti da dove arrivano? Arrivano da ogni dove. Una delle cose più belle di Side Academy è che è proprio un porto di mare, nel senso più bello della parola. Ci sono studenti italiani, ci sono studenti stranieri, ci sono varie classi sociali rappresentate, ci sono ex primi della classe, ex ultimi della classe ma molto creativi, e qui vengono a comporre un mondo molto bello, vivo, articolato. In tempo di Covid credo sia necessario chiedere, è necessaria la presenza o si riesce anche a frequentare a distanza? È stata obbligatoria la distanza. Io che insegno scrittura creativa ho avuto la possibilità di avere dei feedback stupendi dai ragazzi che nella distanza e nelle limitazioni della distanza hanno creato dei soggetti bellissimi. L'impressione è che ci sia un mercato importante insomma, da sondare, una prateria da percorrere, ma soprattutto all'estero, corretto? Sì, è correttissimo. Noi abbiamo dei dati sui nostri diplomati, alcuni hanno trovato posti molto importanti. Il nostro Riccardo Meneghello lavora come character artist in una azienda che produce videogame a Londra. Silvia Pasqualetto è concept artist in un altro gruppo che produce videogame. Sara Jessica Fioretto, scusate, lavora nel cinema a Dublino, e Daniela De Piero lavora invece a Vancouver nella televisione, nell'home entertainment. E quindi sono 4 nostri testimonial che sono proprio i testimonial più importanti che un'Academy può vantare, perché sono arrivati e rappresentano un mondo di nostri studenti che in modo simile hanno trovato collocazione, soprattutto, sì, non soprattutto, ma molto spesso all'estero. Nella presentazione della scuola si segnala anche che nel corso degli anni altri studenti sono arrivati alla Walt Disney, alla Marvel, fino alla Ducati, ma il mestiere è sempre lo stesso? Le basi sono sempre quelle, cioè sono sempre quelle. Le basi sono basi fondamentali di computer grafica, sono dei linguaggi tecnologici in continuo aggiornamento, per cui chiaramente vengono alimentate dal continuo progresso tecnologico che avviene nel mondo informatico, però
su questa base comune ogni studente ha la possibilità di creare un proprio percorso, perché chiaramente qui abbiamo degli studenti che sono molto artisti e che quindi hanno, non so, un percorso che arriva dal liceo artistico o dal liceo classico o da istituti tecnici con specializzazioni grafiche, e abbiamo anche nel contempo degli studenti fortemente tecnologici che vengono magari dai licei scientifici, istituti industriali e che hanno grandi competenze informatiche. Gli uni e gli altri condividono un percorso didattico che li porterà ad avere le stesse possibilità in un mercato sempre più vivo e ricco di potenzialità. Ormai siamo alla fine dell'anno scolastico proprio per le scuole superiori. Chi è che deve guardare con interesse ad un'opportunità come quella di Side Academy? Avete detto prima, insomma, avete il primo e l'ultimo della classe, però bisogna avere delle caratteristiche, immagino, perlomeno di base, insomma, la creatività, la conoscenza Sì. informatica. Voglio dire, uno che sarà difficile che uno possa mettere come alternativa venire in Side Academy o fare l'avvocato. Sì, è vero, è vero. Diciamo che ci vuole un'empatia, una familiarità con il mezzo tecnologico, con il computer, che può essere espressa in modi più vari, e poi ci sono sicuramente delle componenti di creatività che sono le più varie, che vanno da una vocazione per il disegno, il fumetto, a una passione invece per gli scenari dei videogame, piuttosto che per tutte le grandi frontiere che schiude la tridimensionalità. Quindi sicuramente un identikit molto articolato, quello del nostro studente. Voi avete anche una struttura parallela, una struttura produttiva che si sta impegnando nella realizzazione di un videogioco che, rendendo merito e onore alla città che ospita Side Academy, cioè Verona, è dedicato a Giulietta e Romeo, però con un approccio diverso, lo chiamate Girl Power, dove sarà Giulietta l'eroina che salva Romeo. Prima fuori onda, chiacchierando, mi è stato detto ci vogliono anni per realizzare un videogioco. Sì, è una cosa che ho scoperto anch'io entrando in Side Academy attraverso il mio percorso di scrittore e giornalista. Non sapevo di questa realtà, ma poi mi sono reso conto che i passaggi sono talmente tanti, ci vogliono talmente tanti investimenti economici e di tempo nella creazione di tutti gli scenari e di tutti i personaggi, i movimenti che caratterizzano un videogame, che si parla di anni per poterlo produrre. Tanto è vero che noi abbiamo deciso di accompagnare la preparazione all'uscita di questo videogame con una graphic novel, cioè con un fumetto che sarà pubblicato entro i primi del 2022, i primi mesi del 2022, in cui cominceremo a raccontare prevedibilmente a puntate questa vicenda di Giulietta. Da assoluto inesperto e scarso frequentatore anche dei videogiochi, penso che però ci sia una parte hardware, che è quello che fa funzionare la macchina, e una parte software, quella che disegna insomma il gioco. Voi vi interessate solo della parte software o di tutto? Noi ci interessiamo di tutto, anche se chiaramente la parte principale del lavoro che facciamo con gli studenti è sul software, ma chiaramente non possiamo ignorare l'hardware, perché poi andiamo a proporre un prodotto finito. E quindi l'idea finale, quando sarà realizzato questo videogioco, è di proporlo, tra virgolette, alla Marvel o a chi altro, oppure di produrlo voi? Cioè di mettere Questa è voi... questa è una cosa che stiamo considerando. Vediamo, perché adesso stiamo compiendo i primi sondaggi, facendo vedere alcuni promo, alcuni layout, e vediamo quale strada sarà più opportuno seguire. Certo, la joint venture con un grande player come quelli che citavi è sicuramente stimolante, però anche la via di andare in solitaria potrebbe essere, per esempio in un mercato italiano che attualmente non ha grandi alternative, potrebbe essere interessante e vincente, vedremo. Ecco, quali sono, sperando di non mettere in difficoltà, i passaggi creativi per un videogioco? Da dove si parte? Ma si parte da un disegno, da un personaggio. Di solito si parte da un personaggio.
In questo caso si è partiti da Giulietta e questo personaggio viene calato in una realtà tecnologica in continuo divenire, che è appunto quello del mondo dei videogame, dove si sa che ci sono dei canoni che sono per esempio i combattimenti, le sfide, tutta una serie di situazioni che derivano dalla letteratura fantasy e che sono state poi applicate al grande universo dei videogame. Quindi si parte solitamente da un personaggio e lo si misura con queste prove e si vede che tipo di percorso costruire attraverso queste prove, con tendenza all'infinito comunque, più che a una soluzione finale. Questo è l'aspetto videogioco. Voi siete anche impegnati nella realizzazione di un cortometraggio dedicato alla storia di Willy Monteiro, che è stato brutalmente assassinato a Roma, se ben ricordo. Se il videogioco, voglio dire, ha degli aspetti di business, invece il cortometraggio dedicato a Willy Monteiro mi pare più che altro indirizzato ad aspetti sociali. Esattamente, noi pensiamo che questi linguaggi debbano essere applicati anche a messaggi di questo tipo. Siamo stati molto colpiti dalla storia di Willy perché il bullismo è un tema molto praticato, cioè molto affrontato all'interno della nostra Academy. Molti ragazzi ce ne hanno parlato, hanno raccontato di episodi di bullismo di cui sono stati oggetto e vittime nel corso degli anni, per cui la storia di Willy è stata condivisa immediatamente da docenti e studenti di Side Academy e noi siamo convinti che abbiamo in mano una grande opportunità di raccontare attraverso questo linguaggio interattivo con la cultura delle generazioni più giovani una storia importante in grado di toccare i cuori elementi, speriamo, di milioni di spettatori. Grazie, ringraziamo Stefano Ferrio, che ricordo essere il vice direttore di Side Academy, scuola specializzata nella formazione di talenti per la computer grafica, per il cinema, l'animazione, gli effetti speciali videogame, sede a Verona e da metà giugno anche a Peschiera del Garda. Grazie e buon lavoro. Buon lavoro a voi, grazie. A voi, noi ci si vede la prossima volta.